Io tenevo i rapporti con 14 amministrazioni comunali, quindi 14 comuni, 14 assessori, 14 responsabili tecnici e 14 geometri di qui di una volta. Allora la signora Giorgia mi dice, siccome ho visto un video in cui parlavi delle tue esperienze lavorative, mi chiede quali sono le mie esperienze nell'ambito dei servizi pubblici comunali. Adesso se avete pazienza ve lo dico. Allora io sono Francesco Vianello di Primo al Veneto, sono laureato in chimica industriale a Ca' Foscari nel 2002. Praticamente dal 2002 al 2007 io ho lavorato per l'azienda Acque del Basso Livenza SPA come responsabile del servizio depurazione e fognatura nei comuni della parte orientale della provincia di Venezia e di quelli confinanti nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Quindi 14 comuni, ciascuno con una, due, tre, forse anche quattro frazioni, ogni frazione con una rete fognaria, con varie stazioni di pompaggio e poi un impianto di depurazione finale che scaricava in un fiume, in un canale oppure in un fosso. Il mio compito era quello di garantire il regolare funzionamento della rete fognaria, quindi fare in modo che non si intasasse e quindi che non provocasse danni alle proprietà private che erano allacciate ad esso. Per farlo bisognava garantire il corretto funzionamento delle stazioni di pompaggio e poi alla fine della rete dell'impianto di depurazione. Allora, era un lavoro che da una parte era pratico operativo e dall'altra c'era veramente un oceano sterminato di burocrazia e di normative, leggi, regolamenti o ordinanze alla quale fare riferimento. Quindi bisognava lavorare rispettando la normativa nazionale in materia di tutela ambientale, qualità dell'acqua, sicurezza sul lavoro, gestione, stoccaggio, classificazione e smaltimento rifiuti. Capite? Poi c'erano anche altre normative europee e nazionali, regionali del Veneto e della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo mi ha permesso anche di osservare e notare delle grandi diversità nella gestione dei servizi pubblici, ma non solo, fra una regione a statuto ordinario come la nostra e invece una a statuto speciale come appunto il Friuli. I regolamenti comunali, tutti diversi fra loro, che bisognava uniformare ottenendo l'approvazione, dunque il parere positivo di tutti quegli enti che vi ho citato prima. Poi della gestione del budget per coordinare tutte le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata o di totale rifacimento di alcuni impianti. Il mio lavoro poi consisteva anche nel gestire i piani e i carichi di lavoro settimanali e giornalieri dei tecnici manutentori e poi degli operai che svolgevano mansioni di meccanico, elettricista, idraulico, muratore, carpentiere, sempre per quello che vi dicevo prima, manutenzioni di vario tipo, dunque sulle reti fognarie, le stazioni di pompaggio e l'impianto di depurazione finale. Praticamente bisognava cavar via le pompe se c'era intasai, nettarle e ricollocarle se si poteva, se no sostituirle con altre che fossero in condizione di funzionare. Io come sempre vi ringrazio se mi avete seguito fin qui, mi fa sempre piacere ricevere e rispondere alle vostre domande. Seguite Prima il Veneto su tutti i nostri canali, basta che andiate su Facebook oppure su YouTube, digitate Prima il Veneto e trovate tutte le informazioni che ritenete necessarie. Grazie a tutti, buona giornata.